Buongiorno cari amici e benvenuti alla mia seconda secondo appuntamento con A Spasso con John, con la mia rubrica A Spasso con John. Io sono John e sono un volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Oggi vi voglio accompagnare a visitare uno dei luoghi più interessanti sia storicamente che paesaggisticamente, e cioè andremo ad Aquileia, Grado e Trieste. Iniziamo allora da Aquileia. Andremo a visitare il porto romano, un porto fluviale, sì, perché una volta le merci dall'entroterra per andare verso il mare, il trasporto veniva principalmente attraverso i fiumi, e quindi si era creato questo porto che poi serviva per lo scambio tra le merci che arrivavano dal mare, che era poco lontano, e le merci che arrivavano dall'entroterra. Lì c'è tutto un sistema dell'alta marea, bassa marea, vabbè, comunque non ci soffermeremo molto di lì. Questo porto è del 180 d.C. Dopo lì attorno al porto è nata una città di Aquileia, la città di Aquileia, ed è naturalmente, essendoci una città, si è costruito anche una chiesa, una basilica, la basilica patriarcale, dove andremo a vedere nell'interno, che la cosa principale da vedere è la pavimentazione in mosaico, bellissima, antichissima ma bellissima, veramente. Ci sono stato, veramente bello. Poi ci spostiamo a Grado e andremo a vedere Grado, il centro storico. Il centro storico risalente al 450, non al 1450, 450. Molto interessante perché le case sono caratteristiche, erano delle case dei pescatori, con un disegno caratteristico, dei cumignoli anche quelli caratteristici, e visiteremo anche la basilica di Santa Maria delle Grazie del V-VI secolo dopo Cristo, naturalmente. Il nostro viaggio prosegue a Trieste, dove visiteremo per prima cosa la cattedrale di San Giusto. La cattedrale di San Giusto, che è l'unione. Una volta praticamente c'erano due chiese vicine, molto vicine. Una era la chiesa di Santa Maria e l'altra la chiesa di San Giusto. Nel 1302 si è fatta un'unione di queste due chiese, ognuna con la sua caratteristica, però sono due chiese unite, appunto nel 1302. Visiteremo poi il centro della città con la sua bellissima piazza, la Piazza dell'Unità d'Italia, con i suoi famosi caffè, attorniata dai palazzi, d'accordo, da una parte sono i palazzi, ma anche dai caffè, i famosi caffè di Trieste. Lì ci sarà anche una fontana molto bella, che si chiama la Fontana delle Quattro Stagioni. Poi andremo a vedere anche l'interno di una chiesa ortodossa. Per ultimo, poco lontano da Trieste, andremo a visitare il castello Miramare. È un castello bellissimo, a picco sul mare. Da lì si vede, c'è una vista meravigliosa sul mare, sul porto, su Trieste, eccetera. E noi visiteremo l'interno di questo bellissimo castello. Bene, non mi resta che dirvi buona visione.
Allora, siete stanchi? Siete stanchi di camminare con me che vi ho portato in questi luoghi interessanti? Spero che tra l'altro siano stati di vostro gradimento. E allora non mi resta che darvi l'appuntamento per la prossima visita, che sarà altrettanto bella e interessante. Quindi un saluto e un abbraccio e un bacio da John. Anzi, dimenticavo, ci potete trovare su Facebook o su YouTube Un sorriso in più Family. Ciao!